la musica per essere sentimentali va al cuore, o se no commercialmente va su iTunes. Chissà dove va la musica, me lo chiedo io molto spesso, dico chissà dove andremo. A volte penso invece al passato, a Mozart, cosa ha scritto Mozart, e ora dico ma chissà, ci sarà un compositore altrettanto prolifico, altrettanto bravo. Non lo so dove andrà, io spero sempre che voli in alto, verso l'alto. Secondo me la musica o fa un cerchio o fa l'otto. Comunque la trovo in continua evoluzione e no, nel senso che se ci fai caso, c'è chi dice che dopo Beethoven tutto fu scritto, no? Le note sono 7, arrivi a 12 con i semitoni, ma obiettivamente sì, ci sono le correnti, ci sono gli stili, però diciamo il range è quello, non è che si può fare qualcosa di mai sentito prima, oggi men che mai. Una cosa è la musica come forma d'arte appunto e una cosa è quella che è la musica come mercato discografico, come trend, come fenomeno sociologico. La musica va dove vogliamo che noi vada. La musica per tanti anni è andata dove tanti volevano che andasse, nel senso che l'industria discografica decideva dove andava la musica. In questo momento la rock star non va più di moda, in questo momento siamo tutti ispirati dal cliché di X Factor, dall'individualismo, dal riuscire a emergere davanti allo schermo e quindi con questa sorta di sogno americano. C'è una grossa abbondanza di elettronica che però a mio giudizio maschera un po' una carenza di idee. Da questo punto di vista qua la musica forse era più pura in precedenza, perché? Perché la si faceva per far musica. Adesso molto spesso la musica viene utilizzata come risposta a una tra virgolette, prendetemela sarcasticamente, mancanza di occupazione, ossia tanta gente che si inventa cantante, si inventa musicista, si inventa DJ, ma negli anni d'oro della creazione musicale chi faceva musica lo faceva per vocazione e poi se c'era allora la possibilità si diventava parte integrante della propria vita dal punto di vista economico. Si va avanti, ma penso che sono passati 100 anni e più, ma il jazz si ascolta e si suona ancora oggi. Sono passati 40 anni e più, ma il reggae si produce e si suona ancora oggi e via così. Nel senso, secondo me la musica va avanti e torna sui suoi passi, e ritorna arricchita, la si spoglia, la si riveste, però è sempre lì. Però l'unica cosa che non morirà mai sarà la musica vera, cioè è morto il business che c'era con la musica, che non si fa più business con la musica, a parte quei 4-5 nomi grandi, parlando dell'Italia. La musica non lo so, spero ovunque, l'importante è non fermarla perché altrimenti i si fanno delle strane domande ed è meglio che non se ne fa. La musica! Esattamente. Stiamo attraversando una fase che io vorrei definire un po' forse provocatoriamente di anonimato musicale, cioè nel senso che la musica è tanta, la musica è, in certi frangenti sembra essere anche troppa e quando le cose sono tante, sono troppe, si finisce sempre per alla fine avere quasi una propensione a rifiutarle. Quando la musica viene dal cuore e una persona cerca di trasmettere quello che sente, indubbiamente arriva alla pelle prima di tutto. Non si ferma e non trova vie più strette, vie traverse o vie meno nobili per andare avanti. La musica sta semplicemente seguendo il corso che tutta l'arte nella nostra contemporaneità sta seguendo. Se vogliamo dire dove andrà la musica in futuro, dobbiamo capire cosa stanno facendo i ragazzi oggi. La media dell'età di chi viene a provare in una sala prove è alta, il che significa che i giovani non vengono in sala prove. Ora, dove siano i ragazzi, mi viene da dire che sono attaccati alla televisione a guardare i talent, molto probabilmente. E forse pensano che oggi, per ottenere
il successo, che magari inseguono come musicisti perché si sentono di avere un talento da musicista, forse pensano che serva semplicemente imbroccare la strada giusta, trovare forse il contatto, trovare l'amicizia, trovare il video giusto su YouTube in cameretta fatto col telefonino, che ti fa ottenere milioni di visualizzazioni e ti lancia nel mondo dello spettacolo. Non lo so, per me diciamo che sicuramente non è un bel periodo. Il problema grosso è che si è perso il valore della musica. E tante volte arrivi in questi posti, magari in Norvegia piuttosto che anche in Germania, dove c'è lo schedule, come si dice, gli orari per il concerto, e vedi che il soundcheck magari alle 2, perché alle 5:30 c'è la cena, perché alle 6 poi si suona. E tu dici, ma come si suona alle 6 di pomeriggio? Sì, perché alle 8 dobbiamo aver finito. E la domanda che sorge spontanea, come direbbe qualcuno, è: ma perché non abbiamo i permessi per andare oltre? E quando qualcuno mi ha risposto no, è perché noi vogliamo che i ragazzi vengano ai concerti, siccome i ragazzi domani vanno a scuola e non vogliamo farli andare a letto tardi, quindi noi suoniamo dalle 6 alle 8 in modo che così ci sia la possibilità per tutti di venire al concerto. Il problema, penso io, è che nessuno di questi ragazzi supererà la prova del tempo. Quindi o forse una minima percentuale di questi ragazzi supererà la prova del tempo. Perché? Perché non hanno evidentemente un background, hanno un talento, ce l'hanno, ma non è sviluppato. Adesso non ne frega più niente a nessuno del prodotto, di quello che c'è dietro, gli interessa vendere l'immagine, e i vari X Factor sono, che io non sopporto ovviamente, sono l'emblema di questo nulla. Infatti i gruppi non ci sono, c'è il gruppo, dura un anno se va bene e poi ciao a tutti. Si potrà andare dopo un periodo di sospensione anche verso la riscoperta di una tradizione musicale, di quelle pietre angolari che hanno costituito in tutti i vari generi musicali le basi e le fondamenta, della musica che ha resistito nel tempo e che, siccome ha resistito nel tempo, è ancora presente e quindi aspetta soltanto di essere probabilmente riscoperta. La musica va nell'anima, va nella mente, va fino nelle viscere, estrae i sentimenti e fa sentire vivo. Bismillahi rabbana atina ar-rahmani rabbana wa yu'ikam. Bismillahi rabbana